La qualità della vita è un fatto di benessere e Verona su questo ha tanto da dire. Partiamo dalla rigenerazione urbana, la capacità di creare nuovi spazi attraverso il recupero di aree degradate o dismesse. Ben 25 sono i progetti che abbiamo rilevato nel solo comune di Verona, da quelli sportivi a quelli per la persona, fino a nuove forme di abitazione e collaborazione come il senior housing e il coworking. Vuoti a rendere, per esempio, è un progetto promosso dal comune che ha portato alla segnalazione di ben 64 immobili rimasti vuoti e che nei prossimi anni verranno riconvertiti. Tra i tanti, un progetto prevede la trasformazione della storica Villa Poulet del Chievo in un vero e proprio hub di social housing e servizi per il quartiere, dove target specifici come anziani, giovani, lavoratori sperimenteranno un modello abitativo nuovo e di maggior coesione sociale. Il recupero dell'ex scalo merci di Porta Nuova per la riconversione di un'ampia area ferroviaria in un parco urbano multifunzionale. La qualità della vita di una città è anche legata ai parametri di accessibilità e Verona risulta ben posizionata in Italia per la sua capacità di ridurre la distanza tra i territori e permettere ai cittadini di raggiungere agevolmente i servizi di trasporto e le infrastrutture sociali, come scuole, ospedali, uffici pubblici. Da sottolineare le infrastrutture digitali, autostrade virtuali su cui corrono i dati che accelerano i processi e facilitano la vita di tutti i giorni. Significative le eccellenze in ambito sanitario. Il sistema sanitario provinciale vede ben 5 strutture di ricovero tra le migliori del paese, con unità specializzate nella cura, ma anche istituti per la formazione e la ricerca. Verona è una città a rete con molti quartieri, un mosaico di tante piccole comunità, veri luoghi dove si manifesta la qualità del vivere, che vanno incoraggiati a partecipare alla vita cittadina attraverso lo sviluppo di progetti bandiera. L'architetto Mario Cucinella, che ha partecipato a COP26, sostiene che i concetti di centro e periferia vadano superati a favore di quello di città dilatata, e Verona sembra già esserlo. Verona è una città connessa, vive grazie alle relazioni con i comuni del suo territorio che devono essere facilitate e supportate da una mobilità sostenibile. L'idea di una metropolitana di superficie rafforzerebbe i legami. Il ritratto non potrebbe essere completo senza un accenno alla sostenibilità. In ottica Agenda ONU 2030, anche Verona deve fare un esame di coscienza sulla qualità del proprio territorio, che significa acqua, aria, suolo, ma anche corretto utilizzo dei modelli di circular economy che chiamano in causa il concetto di gestione dei rifiuti, il riuso e il riciclo, ambiti in cui si può fare di più, e Verona scivola indietro nelle classifiche con altre province italiane. Ogni città è un mondo da esplorare, un universo in continuo mutamento. Verona si appresta ad evolvere ancora. Esplorare serve a decidere come migliorare la qualità della vita di tutti i suoi cittadini.